La fase 2 poi inizierà effettivamente il 4 e da lì in poi andremo verso la fase, diciamo, 2,1, 2,2, se così possiamo chiamarla, per poter far sì che tutto venga riaperto con la massima attenzione. Ma ricordiamoci, e io prego tutti i nostri concittadini, attenti, perché il virus c'è ancora, è ancora presente. Prudenza è la parola chiave che utilizza il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà nello spiegare le decisioni del governo in merito alla fase 2. I virologi chiedevano ancora una maggiore chiusura. Il comitato scientifico ha indicato una strada ancora più impervia nei collegamenti che noi dovevamo fare con i nostri familiari, con la vita e con le relazioni esterne. Noi abbiamo fatto una scelta prudente, con molta precauzione, ma di iniziare ad aprire. Il rischio che una ripresa dell'epidemia vanifichi gli sforzi enormi fatti fino ad ora c'è e per questo il governo si appella a tutti i cittadini affinché continuino a rispettare le regole per arginare il contagio. Il problema più grande è che se in qualche maniera si riaccendesse un focolaio molto forte, saremmo di nuovo costretti a dover richiudere forse anche l'intero paese. E questo non deve succedere, non deve assolutamente succedere. Sul fronte degli aiuti economici, prosegue D'Incà, sono in arrivo importanti stanziamenti. Dopo i primi 25 miliardi ne arriveranno altri 55 miliardi per l'economia e il sostentamento delle tante persone in difficoltà. Questo scostamento verrà votato tra mercoledì sera e giovedì e poi nella giornata di giovedì arriverà il famoso decreto di aprile. Infine un appello alle regioni. Anticipare alcune ordinanze, secondo me, deve essere fatta in maniera molto attenta, perché diventa un essere un po' primi della classe che fa confusione nelle persone.